Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno della scuola di magia e stregoneria di Edward. Come potete ben vedere ci ritroviamo all'interno di Magic 2013, pronti per una saga vincente all'interno di questo nuovissimo game. Se volete imparare le arti arcane, quindi a maneggiare le arti arcane in maniera molto più dettagliata e accurata, iscrivetevi alla scuola di magia e stregoneria che stanno per terminare i posti di iscrizione. Quindi oltretutto inizieremo la nostra campagna, ovvero una modalità single player decorata da numerose partite multiplayer per vedere di che cosa è capace la comunità di Steam. Quindi innanzitutto entriamo all'interno del primo capitolo della campagna per vedere un po' di mettere alla prova noi stessi e quindi le nostre abilità di arcimago. Allora, ci troviamo innanzitutto all'interno del primo capitolo contro il primo avversario, Talorand. Sconfiggi questo avversario per continuare a sbloccare un nuovo mazzo. Bene, mi sembra che all'interno della demo l'abbiamo già sconfitto, però lo voglio ribattere questo ragazzone. Probabilmente avremo dei nuovi mazzi. Allora, il tutorial contiene informazioni utili, ma noi siamo dei veri e propri Severus Piton, quindi andiamo a pagina 394 ragazzi e vediamo un po' di scegliere il nostro deck. Allora, mi sembra che abbiamo giocato con il deck montagna all'interno della demo ragazzi, quindi andremo a giocare con il nostro deck, come possiamo dire, il nostro deck terra. Questo qui ragazzi mi ricorda un po' Anakin all'interno della saga di Star Wars. Quindi iniziamo questo nuovo duello ragazzi, vediamo un po' se possiamo sconfiggere questo leone marino. Bene, entriamo all'interno del campo di battaglia. Prima di dare il via alla battaglia, vediamo un po' che cosa abbiamo in mano. Intanto diamo un'occhiatina alle carte, benissimo. Giochiamo per primo, perfetto. Allora, innanzitutto prima di dare il via al nostro, come possiamo dire, gameplay, vorrei fare un annuncio ragazzi. Per quanto riguarda questa nuova saga, ormai l'abbiamo iniziata e la continueremo fino in fondo, quindi spero che vi piacerà, ma ho visto che ci sono buoni propositi soprattutto per quanto riguarda i commenti e i voti che ho ricevuto. Vorrei che faceste la stessa cosa per quanto riguarda Civilization 5, ovvero la nuova espansione, ovvero all'interno della demo, che vi metterò il link in descrizione, quindi il link del video, fatemi sapere che cosa ne pensate del game in maniera accurata come avete fatto per Magic. Quindi se vi piacerà a tal punto come Magic, come ho visto, effettuerò una saga ragazzi su Civilization, quindi inizieremo con un bel impero nel 4000 a.C. e portarlo fino all'epoca moderna, quindi in diretta ovviamente tutto, una campagna in single player accuratamente dettagliata. Quindi fatemi sapere, vi lascerò il link in descrizione, commentate all'interno di quel link per farmi sapere se vi piace oppure non gradite quel genere di game che può risultare un po' noioso e un po' lento. Allora, vediamo un po'. Giochiamo per primo, puoi mantenere questa mano o pescare una nuova saga di carte, quindi manteniamo la mano. Perfetto. Allora, come avete visto all'interno della demo, ho spiegato accuratamente come si gioca, quindi adesso inizieremo normalmente a combattere contro il nostro caro leone marino. Schieriamo innanzitutto una prima carta foresta, ragazzi, vediamo quello che riusciamo a combinare. Benissimo, finiamo il nostro turno e probabilmente il nostro avversario farà la sua mossa. Ecco che gioca una piccola isoletta a Monkey Island, ragazzi, per contrastare le nostre ambizioni. Innanzitutto diamo un'occhiatina alle carte che disponiamo. Abbiamo questa bella carta nebbia, previeni tutto il danno da combattimento che verrebbe inflitto in questo turno. Abbastanza utile. E quanto occupa? Uno di mana, quindi una foresta da consumare. Io direi di giocare un'altra foresta, la foresta di Fangorn, ragazzi, quindi possiamo anche sollevare qualche bell'alberello e possiamo giocare qualcosa. Vediamo un po', intanto continuiamo se abbiamo la nostra carta in seguito. Allora, vediamo un po', non mostriamo più questa sorta di suggerimento. Schinieri dei fulmini, wow. Artefatto, equipaggiamento, la creatura equipaggiata ha velo e rapidità. Più avanti vedremo che cosa servono, velo e rapidità. Praticamente l'abilità rapidità permette al mostro su cui è equipaggiata di attaccare immediatamente nel momento in cui viene posto sul campo di battaglia. E velo non la ricordo, la andremo a controllare in seguito. Questo anello dell'isola di Evos, ragazzi, è una delle carte più pericolose che io abbia mai visto. Infatti quando ho giocato tantissimo nella demo era una delle carte che mi faceva perdere con più frequenza. Quindi cerchiamo di sbarazzarcene subito, però per chi non avesse visto la demo, adesso andremo ad osservarlo. Innanzitutto mettiamo una bella foresta di Fangorn. Allora, l'anello dell'isola di Evos aggiunge a fine turno
uno di attacco e uno di difesa a ogni mostro, chiamiamoli attacco e difesa alla Yu-Gi-Oh! E quindi i mostri possono diventare delle vere e proprie piaghe per il nostro piccolo Anakin Skywalker. Quindi dobbiamo distruggerlo al più presto. Allora, innanzitutto non possiamo fare altro che continuare, e adesso all'interno del prossimo gameplay rimuoverò questo rumorino nel momento in cui si collega qualche amico, ragazzi. E intanto continuiamo il nostro cammino verso la vittoria, almeno si spera. Adesso evocherà un mostro il nostro amico, vediamo un po'. Probabilmente no, un'altra bella isola, Monkey Island, ragazzi, ed ecco che evoca il cucciolo di Kraken. Cucciolo di Kraken, una creatura con 4 di difesa e 0 di attacco, una sorta di muro, ragazzi, per bloccare i punti dell'avversario. Vi ricordo che aumenterà quindi di attacco e di difesa, dobbiamo eliminarlo al più presto. Allora, vediamo un po' che cosa fare. Pensiamo un attimino. La prossima carta che peschiamo, anzi che abbiamo appena pescato, è lo schiacciucolatore Indrik. Quando lo schiacciucolatore Indrik entra nel campo di battaglia distrugge un artefatto, un incantesimo bersaglio. È proprio una manna dal cielo, la cura prescritta dal dottore, ragazzi. Dobbiamo evocare altre 2 forestine di Fangorn per fare il resto. Possiamo evocare innanzitutto la bestia caccia primitiva, antimalocchio, ovvero un artefatto malocchio non può essere, non può essere bersagliata da una sorta di carta magia, questo caro mostro. Quindi 3 di attacco e, come ben vedete, 3 di difesa. Evochiamolo, ragazzi, mettiamolo in posizione di attacco, facciamolo sbucare da sottoterra e al prossimo turno lo faremo attaccare. Allora, vediamo un po', diamo un'occhiatina alle informazioni. Vedete un po' antimalocchio, qualcosa con antimalocchio non può essere scelto come bersaglio di carte magia controllate dagli avversari. Benissimo, le magie e le abilità che non usano la parola bersaglio influenzano comunque qualcosa con antimalocchio. Perfetto. Allora, possiamo andare avanti, vediamo che cosa ha intenzione di fare il nostro leoncino marino. Intanto ha guadagnato il punto, come avete ben potuto vedere, e un'altra Monkey Island messa nel suo campo di battaglia. Ed ecco che cerca di attaccare il mio caro Anakin Skywalker, e adesso noi lo bloccheremo. Guardate un po', ragazzi, adesso si scontreranno. Blocco. Vediamo un po' che succede. Diamo un'occhiatina, dovremmo infliggere 3 danni, l'avversario dovrà infliggercene uno, ma come potete ben vedere nessuno dei 2 morirà. Continuiamo. Perfetto, adesso tocca a noi. Che cosa è successo? Dannazione, ragazzi, il nostro ragazzone ha svolazzato un bel mostro, eccolo qui, ha fatto svolazzare un bel mostro, un draghetto con l'abilità volare, quindi il nostro mostro può volare e attaccare direttamente, non possiamo bloccarlo se non abbiamo un mostro che è in grado di volare. Finiamo il nostro turno, aspettiamo il turno dell'avversario, ragazzi, e evochiamo un'altra foresta di Fangorn. E adesso possiamo finalmente evocare il nostro sforacchiatore deluxe, chiamiamolo così, oppure il nostro capobranco di Garruk. Io direi meglio lo sforacchiatore perché dispone di attacco e di un effetto, e per adesso non possiamo attaccare. Comunque dobbiamo stare molto attenti. Eccolo qua, scegli un artefatto incantesimo da distruggere perché vi ricordo il suo effetto. Distruggiamo questo dannato occhio, vediamo dov'è, è qua sotto l'occhio, vediamo un po'. Ok, andiamo, eccolo qui, scegliamolo e distruggiamolo perché può essere una vera e propria rottura. Mandiamolo via all'interno del cimitero e vediamo un po', possiamo attaccare direttamente i life points dell'avversario, chiamiamoli così. Allora, non saltiamo l'attacco, attacchiamo direttamente, attacca amico mio, adesso ci fermerà, però è meglio creare un po' di problemi all'avversario. Vediamo un po'. Ah, no, anzi no, il ragazzone è stupido, si è fatto infliggere 3 punti. Benissimo, innanzitutto arrivano sempre consigli su come vincere la partita. Maledizione, questa parte non mi piace, sta evocando troppo i Monkey Island. Vediamo un po' che cosa farà. Combattimento, ed ecco che il draghetto ci deve per forza infliggere dei punti. Non possiamo bloccare perché, come potete vedere, non riusciamo a beccarlo, a meno che non ci compriamo un bel fucile e gli spariamo in quella testina. Ecco altri 3 punti persi. Ci troviamo sul pari, ragazzi. Ecco un'altra bella foresta. Allora, vediamo un po' che cosa fare. Dobbiamo pensare a qualcosa. Il cinghiale può essere sacrificato per guadagnare 4 punti di vita. Questo cinghiale pezzato, ce lo riserviamo casomai ci infliggono troppi colpi. Ed evochiamo il capobranco Garruk. Eccolo qui, mi sembra una specie di Kerchak, una scimmia, ragazzi. Vediamolo qua. Eccolo qui. Anzi no, ha un effetto. Ogni qualvolta un'altra creatura con forza pari o 3 superiore entra nel campo di battaglia, puoi pescare una carta. Ottimo. Allora, combattiamo. Vediamo un po' di infliggere un po' di danno al nostro avversario. Attacchiamo, ragazzi, con il nostro ragazzone sforacchiatore. Benissimo, anche con il cinghialotto. E vediamo un po' se riusciamo a fare qualche colpetto. Vediamo un po'. Ecco che ci bloccano, come potete ben vedere, però devono subire per forza ed esclusivamente 3 punti di danno. Il ragazzone ha perso 4 punti, quindi 3 punti totali
per un riassunto di 14 punti di vita rimanenti. Allora, vediamo un po' cosa farà il nostro avversario, ragazzi, in modalità principale, una nuova Monkey Island, complimenti ragazzone. Vediamo che cosa fa. Continua ad attaccare con quel dannato, però non posso bloccarlo, ragazzi. Potrei utilizzare questa nebbia per oscurargli la vista e fargli sbattere la testa al muro, però vorrei utilizzarla verso la fine, nel momento in cui non dispongo di molti punti di vita. Allora, nuova foresta, benissimo, il cinghiale pezzato ce lo riserviamo. Schinieri di fulmini. Allora, vediamo un po' che cosa fanno. Allora, l'abilità velo, qualcosa con velo non può essere bersagliato da carte magia. Benissimo. Allora, possiamo utilizzarlo, ragazzi, soprattutto per metterlo al di sopra di un nostro mostro, uno dei più imponenti con un effetto prolungato. Vediamo un po', eccolo qui, vediamo un po' su di questo. Come non possiamo equipaggiarlo? Eh, possiamo attivare l'abilità però. Ok. Questa è la creatura che scegliamo, il nostro Kerchak, ragazzi, benissimo. E adesso vediamo un po' di attaccare e dare un po' una lezioncina al nostro avversario. Attacchiamo, combattimento, benissimo, attacca. Vediamo di attaccare, quindi dirigiamoci verso il nostro avversario con tutta la nostra troupe. Attacchiamo, allora il nemico, se non sbaglio, subirà circa 8 punti di danno o circa 7. Vedete un po' quanto il ragazzone è stupido, perché riesce a bloccare solo il nostro cinghialotto. Quindi ecco qui 8 punti di danno, ragazzi, per un totale di 6 punti di vita rimanenti. Allora, vediamo un po', ancora ci consigliano come vincere la partita. Spero che vi sia piaciuto nuovamente il duello con il nostro leone di mare, però volevo direttamente riprenderlo in diretta per giocare con il gioco completo, e quindi questa prima partita, e per darvi quindi un primo assaggio. Ecco la bacchetta dell'osso della Sfinge. Allora, la bacchetta dell'osso della Sfinge che cosa fa? Ogni qualvolta lanci una magia istantanea o stregoneria, puoi mettere un segnalino carica sulla bacchetta di osso della Sfinge. Se lo fai, la bacchetta di osso della Sfinge infligge danno pari al numero dei segnalini carichi su di essa. Wow, ragazzi, questo artefatto mi fa un po' paura, quindi dobbiamo finire il nostro stronzone al più presto. Vediamo che cosa ha intenzione di fare. Probabilmente attaccherà sempre con il suo volatile, e quindi subiamoci questo bello schiaffo di ala. Benissimo. Aia, mamma mia, povero Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, ragazzi, mi ricorda tantissimo il gioco che era disponibile all'interno dei primi anni 2000, quello nel quale si doveva giocare direttamente a Star Wars con come si chiamavano? Quei piccoli velivoli muniti di motore. Le gare, una sorta di gara all'interno di Star Wars. È preciso, ragazzi, o simile a Sebulba, uno del genere. Comunque fighissimo anche quel gioco. Comunque ritorniamo al nostro Magic dopo questo piccolo flashback al passato. Sapere della natura. Vediamo un po', passa e rassegna il tuo grimorio per una carta foresta e mettila sul campo di battaglia. Poi rimescola il tuo grimorio. Non abbiamo bisogno ancora di questo. Comunque, vediamo un po' di finire il nostro avversario. Evochiamo il nostro cinghiale pezzato, visto che ormai non ci servirà più il suo effetto. Non lo mostriamo più, benissimo, e attacchiamo. Un bell'attacco che andrà a far morire il nostro ragazzone. Una battaglia abbastanza semplice, ragazzi, non ci ha creato molti problemi, anche se per qualche piccola carta che ci aveva messo un po' paura. Comunque vediamo un po' di bloccare, anzi bloccherà lui ovviamente il pezzo grosso, e 7 punti di danno andranno a essere inflitti sul ragazzone. Ecco qua il nostro Kerchak, lo schiacciatore sforacchiatore deluxe, un cannone che c'era a Monkey Island, ragazzi. Ed ecco qua, nuovo obiettivo, evocatore celeste, vincitore Anakin Skywalker o Sebulba, ragazzi, come vi viene meglio. Idra di Kalini appena sbloccata, e il mazzo di Sebulba, quindi vediamo un po' che cosa fare. Diamo un'occhiatina alla carta, ragazzi, prima di andare via. Allora, hai sconfitto e abbiamo ottenuto una nuova carta. L'Idra di Kalkin costa 1 di mana in meno per essere lanciata per ogni creatura verde che controlli. Ha l'abilità travolgere, ragazzi. Se volete sapere che cosa è sia la carta che l'abilità travolgere, intanto iscrivetevi alla scuola di magia e stregoneria, e in seguito andate a vedere il prossimo gameplay. Innanzitutto diamo un'occhiatina al nostro mazzo per dare un bello sguardo e vedere quello che abbiamo dentro. Ecco qua il nostro mazzo che abbiamo appena preso. Voglio vedere il mazzo. Eccolo qui, ragazzi, il nostro mazzo, dove possiamo andare, anzi, come possiamo dire, una sorta di officina del deck, dove possiamo andare a vedere le nostre carte, 61 disponibili in mazzo, per sceglierle e così modificare le nostre strategie per i prossimi avversari. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere per quanto riguarda il link in descrizione, e quindi lasciate soprattutto un parere, un'opinione, per farmi sapere il vostro pensiero su questa prima partita, e quindi un bel saluto, ragazzi, ciao a tutti.